Siamo a Clausetto in compagnia del signor Luigi Zanier, classe 1934, nativo appunto di Clausetto, che con le sue memorie ci conduce nel paese di una volta, attraverso lavoro, tradizioni popolari e la fede del passato. Le chiedo una cosa riguardo la sua infanzia. Lei è cresciuto qua, quindi con la famiglia, i nonni. Cosa, Sì, cosa le raccontavano? Cosa le raccontavano sua mamma, sua nonna? Qualche fiaba? la Se le mamma viene da ricorda? Prade Sopra, la mamma veniva da Prade Sopra, combinazione era Zanier come me anche lei. Raccontavano che hanno sofferto tanta fame intanto e quando c'era polenta mancava qualche cosa a sporcarla, con poche parole povere insomma. Di fantasia però ne Da avevano tanta una volta. Di fantasia, vedevano gli Aganis, vedevano E tenevano le i bestie, Gurius. sì. E qui in famiglia risaliamo al 1850 circa, anno più anno meno. Il bisnonno è entrato con un altro della borgata qui a fare il sacrestano, perché erano due sacrestani all'epoca. E dopo del bisnonno, il nonno, dopo quando il nonno è mancato, è entrato uno zio, fratello del papà, perché non poteva più lavorare neanche lui, perché aveva capitato un mezzo infarto, gli hanno detto di stare attento col cuore e faceva il sacrestano. Morto lui, mio papà era in pensione e le hanno supplicato che continui la tradizione di famiglia, no? Ha fatto. Poi era entrato mio fratello e fino agli ultimi dell'anno precedente, è morto a gennaio, ha fatto lui il sacrestano, no? Di più non le posso dire. Il papà invece ha sempre fatto l'emigrante, tanto che l'8 settembre 1943, quando è venuto l'armistizio, è rimasto prima aveva la tuta operaio militarizzato in Austria, a Salzburg, e il 9 settembre hanno cambiato la tuta e hanno messo scritto Kriegsgefangene sulla schiena ed era prigioniero di guerra, significa. Addirittura con 90 grammi di pane al giorno dovevano vivere. E la notte erano fuori, il campo era fuori, andavano a rubare le patate che avevano già il germoglio 2 dita fuori dalla terra, mezze marce, le facevano bollire in una calderella, quella che si porta alla malta, e cambiare l'acqua finché l'acqua rimaneva limpida. Mio papà aveva la mia stagione, è venuto a casa che pesava 48 kg, le ho detto appunto. Sì. No, E invece di sua mamma, ci racconta qualcosa di sua la mamma veniva da Pradis, si chiamava Zanier Maria, con 2 N anche lei, che noi qui a Clausetto nel comune siamo tutti con 2 N. E quella era la famiglia dei Joaniers. E siccome sono tanti Zanier, ogni famiglia aveva il suo soprannome. Certo. E qui era il soprannome Ungaro. La mamma aveva il soprannome Zanerin, perché non lo so. E qui so perché è stato messo quel nome lì, perché prima del Settecento era Baldessar e quello ungaro, il trisnonno mio, se aveva i soldi per fare i pantaloni non aveva per fare la giacca, finché una volta è riuscito a avere il vestito intero, dello stesso colore. E uno che era non battistero ma poco meno, che metteva i soprannomi a tutti, in quell'epoca a Spilimbergo ci doveva essere un avvocato che faceva il cognome ungaro e c'è ancora ungaro a Spilimbergo. Gli ha detto, Orko dice,
Luigi dice che di lusso sei oggi, che aveva indossato il vestito completo, insomma, perché se aveva i soldi da fare la giacca non aveva per fare i pantaloni o viceversa. No? Assomigli l'avvocato ungaro e è andato avanti l'avvocato ungaro, il soprannome di famiglia, perché sono qui nella borgata, le dirò, c'era la nostra famiglia qui, ungaro. Poi c'era una casa qui che è stata demolita dopo il terremoto, abbiamo comprato metà al fondo noi per allargare il cortile. Era Talachini. Dopo Titute, piccolo Pirinut, si chiamava Zanier Pietro, Pirinut, doveva essere piccolo, io non l'ho conosciuto. È morto nel 1935, mi dicono. E dopo di là Liscivates, quella casa in mezzo al prato di là lì. No? Quelle due case laggiù sono state fatte dopo il terremoto come è stata fatta questa. Le ho detto, qui c'erano pareti di divisori di stanze di 60-70 centimetri, un sasso per parte, in mezzo ciottoli e fuligine. Vuote. Si vede che la fuligine usciva dalla parte dove entravano le legna. Certo, certo. Ma quando eravate bambini, giocavate per i boschi, andavate in giro per i boschi? Che giochi avevate? Si giocava, eravamo tanti bambini dalla mia età. Nascondino, 4 angoli, dopo cosa si faceva? Corsi ad Asciole, non so se lei ha No, non ho mai sentito. Allora ci si faceva il giro, il più vecchio contava, no? Diceva 10 numeri a testa, no? E contava 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fino ad arrivare al 10, no? Quello che cadeva col 10, quello era messo come condannato a fare il capo, insomma, del gioco. Sì, non so chi l'aveva insegnato, io l'ho imparato. E rimanente dopo si giocava a scuola, c'erano i maestri che ci facevano fare la ricreazione. Le 2 scuole erano qui in piazza e dopo la guerra hanno utilizzato anche la scuola di disegno. Al mattino facevano la scuola elementare, io la quarta l'ho fatta lassù. E la sera c'era la scuola di disegno, nella stessa aula. Ah, ecco, per i più grandi. Perché qui erano ridotte piccole, c'è stata una colma di ragazzi della mia classe, siamo nati in 1936, nel comune ce n'è pochi rimasti ancora. Ma da bambini eravate un po' discoli, no? Cosa vi dicevano per farvi star buoni? Che veniva l'Orcul, il Babaros a prendervi per farvi star buoni? Sai quelle leggende che si raccontano ai bambini? Sì. Vi raccontavano ste robe per farvi paura? Facevano pure nasconditi che viene il Babau, nasconditi che viene l'Omenat. Ah, l'Omenat, diceva. Sì. Tanti versi così che mettevano paura, no? E gli Aganis, si parlava degli Aganis? Sì. Che potevano aiutare. La Saganes. La Saganes, sì. Ma l'ho sentita parlare, non sentito loro parlare, sentito parlare dalle altre donne, di quel tipo di donne lì, ma non posso dire niente di più, insomma. Ah, sua mamma non le raccontava queste storie, sua mamma? Può darsi, no, non mi ha mai raccontato niente. La mamma era una che era buona al massimo con noi, però tanto era buona, tanto era educata e precisa. Era cresciuta con un fratello più vecchio in famiglia, si è sposata che aveva 30 anni mia mamma, e quello
era come il maresciallo con i carabinieri. Dice, erano 3 sorelle e 2 fratelli. Uno, il più vecchio dei fratelli, le controllava prima che venissero a messa, che avessero il vestito pulito, stirato bene, anche se non era di lusso, ma che fosse ordinato, insomma. L'altro fratello potevano venire a messa anche nude, in una famiglia ne nasce. Certo. Erano i 2 fratelli prima e dopo sono venute le 3 sorelle. No? A Pradi la prima borgata, Joaniers. E lei si chiamava Zanier, anche con 2 N, no? E il nonno, io l'ho appena conosciuto, avevo 4 anni quando è morto. La nonna invece ne aveva 8. Ed erano Zanier anche loro, con 2 N. Sì. E invece lei quanti fratelli aveva? Io? Sì. Io ho 2 fratelli. 2 maschi? Uno fa il prete a Valvasone. Ah, E ormai ha 4 anni meno di me. Io sono il più vecchio, lui ha 4 anni e l'altro è nato dopo la guerra nel 1946 ed è morto il mese di gennaio quest'anno con un tumore allo stomaco, no, miseria. male moderno di oggi. E quindi diciamo poi invece di cugini in paese ne ha ancora? Cugini dritti sono quasi morti tutti. Ah, ok. Sono i figli ormai dei cugini, perché da parte di mio papà c'era una sorella più anziana di tutti e 2 i fratelli, erano in 3, 2 fratelli maschi, la zia era del 1901, e dopo il secondo era 1903, il papà 1906. E la zia si era sposata, è andata in Francia, sono nate 2 figlie, che sono morte anche quelle, una del 22 e una del 26, e un ragazzo del 37, però nel 32 in Francia è morto uno che aveva 2 o 3 mesi di vita, del 33 mi pare che era, che posso dirle di più, quando c'era la caserma qui sotto dei carabinieri, sì, c'è ancora la caserma, ma noi carabinieri hanno trasferito a Paludea. 3 volte ho dovuto andare in casa, si chiamava come me perché il marito che aveva sposato mia zia era Zanier, no? E gli avevo messo Luigi perché il nonno paterno di quel ragazzo lì è morto che aveva mesi in Francia. E l'ufficio di anagrafe del comune dove era in Francia non aveva trasmesso il certificato di morte. Venuto la data di leva, è risultato renitente alla leva. È venuto una sera un carabiniere qui, verso le 5, era quasi buio, e mi fa, lei mi ha mandato il brigadiere, dice, a dirle se può venire giù in caserma con me. Allora dico, cosa c'è? Ah, non so. Vado giù, lei come si chiama? Con un tono, sa? Anche quasi ero un po' spaventato. Come si chiama? Zanier Luigi. Ah, lei è renitente alla data di leva. Io renitente alla data di leva? Ma lei scherza? Dico. Ma se viene dalla Francia dice che è nato in Francia. No, non sono nato in Francia, sono nato dove abito adesso, dico. E se lei mi permette, io vado a casa, dico, e poi, perché io ho difetto di vista e non posso usare gli occhiali. Vado a casa e prendo, dico, la dichiarazione di riforma, perché ho fatto una settimana all'ospedale militare di Udine. Alla data di coscritto mi ha mandato a Udine per controllare. Mi hanno tenuto una settimana laggiù, dal lunedì al venerdì sera, e mi hanno fatto la dichiarazione di riforma. 15 giorni dopo parte il brigadiere, viene un altro, torna giù in caserma, e quella sera l'ho preso sul documento. No? Adesso lo so dire perché si può sapere, dico, la paternità.
Dice figlio di Domenico di Zanieranna. E dico, Zanieranna è mia zia, ma è morto in Francia quello lì, ed era un anno più vecchio di me. Penso che nessuno sia stato carabiniere, ma qui il detto è che il carabiniere batte i chiodi con la testa. Insomma, anche sta disavventura qua. Sì, quella sera ho preso sul documento, gliel'ho fatto vedere, quella volta mi ha detto tutte le scuse. Beh, meno male, si è scusato, insomma, almeno. Sì, almeno partimo giù in caserma, dopo venire su, ore di interrogatorio. Miseria. E dopo, l'ultima volta, proprio ho detto, guardate, ma non è stata denunciata la morte, non è stato mi hanno detto che è morto, sì, lo confermo anch'io che è morto, dico, ma io non posso fargli il certificato di morte. E se il comune non dove era in Francia, dico che non so neanche l'indirizzo io, dove erano. Lo zio è morto, la zia è morta, dico, ci sono due sorelle, una del 22 e una del 26. Se volete vi do l'indirizzo, sì, nome e cognome delle sorelle e anche del marito che ha sposato, dico. Quelle possono sapere il paese dove era, in Francia, dove erano, perché loro sono nate a Clausetto, le due sorelle, una del 22 e una del 26. E questo qui era del 33 e io sono del 34. Insomma, un dibattito non indifferente. No? Dopo di allora che gli ho fatto vedere il documento mio, la dichiarazione di riforma, non mi hanno più rotto le scatole. Meno male. Meno male, no? Meno male. E dopo devono aver scritto alle sorelle che non erano residenti. Sì, una è sposata a Vito d'Asio ed è morta anche quella. Una era quella del 26, quella del 22 ha sposato un Fabrici qui da Clausetto e la padrona della Villa Duala. Hanno fatto quella villa lì perché loro non hanno avuto figli. Aveva sposato uno da Clausetto, un Fabrici. E hanno fatto la vita a Douala in Africa. Ma lei si ricorda una volta, non so, sa che erano quei racconti sulle streghe, venivano raccontati oppure no, non si ricorda? Le posso dire qualcosa della reliquia del preziosissimo sangue, se vuole. Che la reliquia è una reliquia che sarà, non so, ma non è quadra, è a forma di cuore, no? Mm-hmm. E dentro c'è un bottufolo macchiato di sangue. Quella l'ha portata, non si sa l'anno che è arrivata a Clausetto, si sa solo che la parrocchia, il prete di allora, Don Antonio Giovanni Cavalutti, è riuscito a sapere la famiglia che la conservava. Era a fare il servitore a un doge a Costantinopoli e l'ha avuto in regalo per almeno la diceria e così dopo. Non si sa. 1525 è riuscito a sapere che esiste questa reliquia al prete. Ha cercato di farla donare. L'hanno donata alla Chiesa e gli ha dato il diritto che quando muore uno della famiglia, invece di essere accompagnato dal prete con la cota a mezza vita, non so se lei ha presente, sì. E la stola viola o nera, sì. No? Deve mettere anche il piviale, che è quel mantello lungo. Allora, le donne che escono dalla famiglia, vanno spose altrove, perdono il diritto. Quelle che entrano l'acquistano, no? Poi questo prete si è dato da fare per 2 anni, l'ha portata in chiesa, ma non ha potuto esercitare che la gente frequenti, adorarla e via dicendo, no?
ha dovuto fare tutte le pratiche, è stato fino a Roma nel 1500 e 2 anni ha lavorato per avere il permesso del Papa da poter esercitare, renderla al pubblico, insomma. E la prima volta che è stata resa al pubblico è 1557, il quarto venerdì, ossia di Quaresima, ossia prima della Domenica di Passione. Visto l'afflusso della popolazione, e se avessi un libretto glielo regalerei, ma ho paura che non ce n'è più neanche in chiesa. C'è la storia sul libretto dove sono tutte le preghiere, le prime 3 pagine è la storia. Visto l'afflusso, venivano dall'Jugoslavia, dall'Austria, e dall'Austria ne viene ancora. Dalla domenica del venerdì, prima della Domenica di Passione, che la Domenica di Passione è la domenica prima dell'Olivo, l'hanno portata alla domenica fra l'ottava dell'Ascensione, a miglior stagione. Sì. Adesso hanno portato l'Ascensione alla domenica, cade tutto uno. Cosa fa? Fa la prima messa la mattina, perché di solito sono tre messe il giorno del Preziosissimo Sangue. La domenica del Preziosissimo Sangue, la prima messa la celebra con gli apparamenti bianchi, che sono per l'Ascensione. Sì. E le altre 2 con gli apparamenti rossi, la processione con gli apparamenti rossi. Cos'è? Bellissimo. No, sì, ma devono rispettare il calendario diocesano della diocesi, no? Che dice rosso, verde, giallo. Ogni giorno è scritto che colore devono usare per celebrare la messa, no? E cosa mi racconta dai Spiritaz? Come? Dei Spiritaz di Sclosate? I spiritazzi erano chiamati quelli? Sì. Perché venivano fuori gli spiriti maligni, dove era la benedizione della reliquia, che ha una preghiera particolare, stata fatta da un prete che era giù a Roma, e collocata dal Vaticano, la preghiera. Ma lei si ricorda di aver assistito a queste cose? Altro che. E io ero attaccato al nonno, il nonno faceva il sacrestano, no? Sì, quindi non poteva... Venivano di domenica. Guardi, mi è rimasto impresso. Ero bambino, avrò avuto 10 anni. Qui era tutto differente prima del terremoto. È arrivato il prete, Don Pietro Missana, nativo da Flagogna. Flagogna è sotto Udine come diocesi, però lui l'aveva fatto studiare uno zio sacerdote che faceva il prete a Pinzano. E allora Pinzano è sotto Concordia. Sì. Cosa succedeva? È arrivato il prete sull'angolo e fa Martin al nonno, bisogna prendere le chiavi e andare in chiesa che c'è una benedizione privata. Si va via in chiesa, io ero attaccato al nonno, vado via in chiesa, apre la chiesa, va dentro e si presenta non c'era la strada di entrare con la macchina, che quella strada lì è venuta per l'impresa che ha riparato la chiesa, aveva il camioncino, doveva passare da qualche parte, no? Se no porta su attraverso le scale i materiali, no? Sì. Allora è venuto a chiedere una sedia con i bracciali come queste. E in sagrestia c'era, prima del terremoto, dopo non so che fine ha fatto, una donna che dalla parente età di 30 anni, non so se era sorella, se era moglie di uno di loro, non so, o era sorella di tutti e 2, non posso dire niente, era una donna e 2 giovani. Uno era venuto a prendere la sedia, l'hanno portata, messa la sedia davanti all'entrata della balaustra, il prete ha iniziato le preghiere,
fatte le preghiere, fatta la benedizione, non ha detto una parola, non ha mosso un dito. Il prete è entrato in sagrestia per togliersi la veste, sì, degli apparamenti, e quando era quasi spoglio degli apparamenti è arrivata lei, sola, camminando. C'era un giovane dietro, non so chi era, se era fratello, cognato, non so, o marito. Le prende il prete con tutte e due le mani, così gli fa: grazie reverendo, lei mi ha guarita. Guarda, mi viene i brividi. Ero un bambino, sono rimasto così stupito, ma dice: no, non ti ho guarita io ho pregato per te, dice, ma non ti ho guarita, è il Signore che ti ha guarita. Continua a pregare e ringrazialo se ti ha guarita. E so che è tornata qualche mese dopo a ringraziare ancora e ha lasciato soldi per celebrare messe per la reliquia, per il preziosissimo sangue. Ah, bello. Io non l'ho vista in quella volta lì, però ne ho visti casi. L'ultimo caso che ho visto, perché faceva mio fratello, faceva il sacrestano, dopo mancato il papà. E casualmente sono andato via con lui, ero in pensione ormai. Vado via con lui, c'era una corriera dalla provincia di Bolzano con il loro sacerdote, pellegrinaggio. E ha celebrato la messa, ma prima di celebrare la messa ha fatto la novena, tutte le preghiere della novena del Preziosissimo. E dopo è venuto giù sulla balaustra a dare la benedizione con l'acqua santa, no? Una esce dal banco, una donna dell'apparente età di 40 anni, esce dal banco, cade in mezzo alla navata centrale. Precipitate le altre donne per prenderla sul prete che è arrivato lì, lasciatela. Ha aperto il libro suo, ha pregato non solo le preghiere, perché pregava per conto suo, insomma. Si è alzata, si è messa in ginocchio in mezzo alla navata e dopo terminate le preghiere ha detto: alzati e ringrazia il Signore. È alzata in piedi, gli ha baciato le mani al prete ed è entrata in ginocchio in un banco laterale. Facsimile, tempo del terremoto, la chiesa era inagibile, la reliquia era stata portata provvisoriamente finché lavoravano in quella chiesetta in mezzo al paese qui. E non c'era il parroco titolare, era un parroco che è stato qui dal 45 al 54 e dopo ha fatto 37 anni di parroco titolare di Concordia. A lui un industriale che non aveva figli gli ha lasciato la casa, col patto che dopo la morte la lasci alla parrocchia di Concordia, quella casa dove se lei va su, va via il marciapiede dietro la casa, sotto il portico c'è la figura del prete che l'ha donata alla casa di Concordia, sia alla parrocchia di Concordia. Cosa succede? C'è una mamma, una zia, sorella della mamma, e una ragazza a occhio, 18, 20 anni, 22 forse. Inizia la preghiera, prima ha fatto l'interrogatorio, chiuse le porte, loro due o si è confessata o no, io non so, o interrogatorio, perché abitualmente quando sono con le benedizioni private così c'è sempre l'interrogatorio prima, con chi accompagna l'ammalato. Ha parlato dentro e dopo è uscito. Lei, sono entrato io in sagrestia, ho fornito i paramenti che ormai so dove sono, in quale cassetto li tengono e tutto. Ha preso la reliquia e è uscito e ha iniziato a pregare le preghiere. Erano in quel banco, se lei va, ma adesso è chiusa,
ma prima di mezzogiorno è aperta la chiesetta lì. C'è la statua della Madonna sull'angolo, guardando l'altare a sinistra. Si è messa nel primo banco davanti alla statua della Madonna, la zia, la mamma e questa ragazza. Ha cominciato a pregare, ha tirato giù 2 bestemmie ed è qualcuno alla porta ed è uscita. Era subito dopo il terremoto. L'osteria del Colombin, che era sopra la piazza, lassù lavoravano, facevano il restauro e aveva trasportato la titolare dell'osteria di fronte alla chiesa, quella veranda grande lì, aveva portato il bar lì, insomma, solo il bar non faceva da mangiare per un periodo. La mamma comincia a piangere, il prete tronca le preghiere, si gira, lasciate pure che vada, continuiamo a pregare, ha detto. Fatta la benedizione, è andata su con le lacrime agli occhi a ringraziarlo e l'ha invitato a prendere il caffè, era verso le 10, 10:30 del mattino. E ha detto venga anche lei, mi fa a me. Beh, dice un momento che chiudo e dopo siamo andati assieme al prete. E mamma e zia, 4 siamo entrati, era nell'osteria che giocava a carte con un bel bicchierotto di cognac davanti. Però ho saputo, non l'ho vista, ma ho saputo che qualche mese dopo è tornata la mamma e la figlia a ringraziare, non so se mi pare che hanno fatto fare un'altra benedizione di ringraziamento, ma non si è mossa dal banco dove era e non hanno fatto nessun gesto fuori posto, insomma, se così si può dire. E mi ricordo un'altra cosa, tutt'altro, quando venivano quelli della Jugoslavia, dei confini là verso, oltre Trieste e Gorizia, la gradinata della chiesa la facevano in ginocchio, pregando per ogni gradino, sono 90 gradini, più 2 del balaustra, del marciapiede sono 92, 2 della porta 94, 2 del balaustra sono 96 e 4 dell'altare sono 100 gradini. Impiegavano 1 ora e mezza ad arrivare. Ma venivano da dove? Come? Da dove venivano ad adorare il Santissimo? Dalla zona di oltre Gorizia, dalla Jugoslavia, e dall'Austria, i primi paesi del Tarvisio. E dal Veneto, dalle zone del Friuli, venivano? Sì, anche del Friuli, ma allora quelli non venivano solo al mattino, il giorno della festa, ce n'è ancora che viene dal Friuli, dalla provincia di Pordenone e anche qualcuno forestiero. Dall'Austria adesso c'è qualche compagnia, 4 o 5, 2 macchine forse, ma non si fermano. Invece quelli lì si fermavano all'epoca, che mi ricordo io durante la guerra, perché io sono nato, avevo 6 anni quando è scoppiata la guerra, cambiando discorso le dico un'altra frase dopo. E venivano e arrivavano qui la sera dell'ascensione, che l'ascensione era il giovedì, si ricorda? Sì. E volevano dormire in chiesa, ma in chiesa non erano mai lasciati dormire. Allora alloggiavano, c'era l'osteria al Pellegrino con un alloggio. E quelli che non stavano lì, che arrivavano in ritardo, le camere erano già occupate, andavano nella stalla intorno al paese. Quante persone arrivavano di solito a Pentecoste? Lì non le posso dire, qualche volta ce n'era una compagnia grande, venivano a piedi, venivano col carretto, col calesse, non le posso dire, ma qualche volta ne era 7-8, qualche volta ne era anche 50. E quando hanno smesso di venire? Perché c'è stato un periodo che non sono più venuti. Sì, durante la guerra. Dopo finita la guerra non veniva più nessuno. Adesso torna a correre. Ma adesso non sloveni adesso. Adesso si vedono
dalla zona dell'Istria, qualcuno, e Gorizia e l'Austria, i primi paesi dell'Austria dopo Treviso. Ma secondo lei vengono da quelle zone perché hanno saputo da chi che c'è la reliquia? Vengono per pregare in quel giorno, ma non so, io non posso interrogarli perché io non so né il tedesco né il so parlare un po' di italiano e basta. Ma quali anni è stata poi che la reliquia non è stata più esposta? Prima della guerra. Prima della guerra erano compagnie, ma mica da poco, eh. Guarda che io dal campanile che andavo a fare campanone lassù, che ero ragazzino, su proprio dove sono le campane, e si guardava giù la gradinata, era fitta di gente che andava su in ginocchio pregando.